Eder. Mech. Pallister. Emerge un quadro fitto e contraddittorio. Riletto oggi, alla luce dell'iscrizione di Sebastiano Visintin nel registro degli indagati nel 2025, ogni dettaglio delle ore decisive acquista un peso specifico diverso. Alcune tessere, già note ma sottovalutate, diventano indizi di frizione, controllo e possibili messe in scena domestiche. Sin dalle premesse, i testimoni più vicini alla coppia tracciano una relazione sbilanciata. Salvatore Nasti riferisce che Visintin era molto dipendente dalla moglie Liliana Resinovic per ogni decisione, dalle scelte quotidiane fino alla destinazione delle gite in bicicletta. Gabriella Micheli precisa però l'altra faccia della medaglia, carattere predominante di lui, in particolare nei confronti di lei, tendenza a imporsi su di lei più che sugli altri. Un episodio della sera precedente alla scomparsa, la cena del 13 dicembre con gli amici Adriana ed Enzo, conferma la tensione. Visintin avrebbe attaccato verbalmente Adriana, creando attriti anche con la moglie. Ne esce la fotografia di un rapporto asimmetrico, dove dipendenza e controllo coesistono. La mattina del 14 dicembre è il primo snodo. Claudio Sterpin racconta a Nasti di avere in corso con Liliana un rapporto sentimentale destinato a sfociare in convivenza, con incontro fissato proprio quel giorno per un'operazione al negozio Wind 3 in via Cesare Battisti e a seguire per vedersi. Ma questo racconto oscilla. Secondo Nasti, Sterpin inizialmente parla di un generico appuntamento in una piazza del centro, poi nelle dichiarazioni formali del 15 dicembre lo sposta a casa sua. A queste incertezze si aggiunge la smentita secca dall'interno del negozio. Elisabetta D'Agostini, titolare, dice di non avere visto una signora minuta bionda in quella mattina e afferma che nessuno nelle ore di apertura le chiese se una cliente con quelle caratteristiche fosse passata. Il gancio Wind 3 che regge la timeline cede dunque su due punti: coerenza del racconto e riscontro esterno. Nel frattempo i telefoni. Visintin risponde ai messaggi inviati da Micheli al numero di Liliana, spiegando che la moglie non è ancora rientrata e che ha lasciato a casa i cellulari. È un particolare cruciale. Se Liliana esce senza telefoni, l'assenza di contatti non è un'anomalia casuale, ma un dato già conosciuto da chi resta in casa. Ciononostante, il percorso verso la denuncia è lento. Nasti e Micheli, preoccupati, passano da Viale Donadoni e poi dall'abitazione dei coniugi. Visintin assicura che è tutto in ordine. Apre l'armadio della camera e si controllano i capi di pertinenza della donna, notando l'assenza di un giaccone nero e di un piumino chiaro, i due indumenti usati in quel periodo. Solo in tarda serata, dopo le 22, Visintin richiama Nasti per farsi accompagnare in questura. L'inerzia di ore, a fronte di telefoni lasciati in casa e appuntamento saltato, è uno dei punti che oggi, in ottica accusatoria, viene interpretato come indice di attendismo o di gestione del racconto, più che di allarme immediato. Il capitolo più spinoso è la borsa. Nella serata del 23 dicembre Visintin si presenta da Micheli per riferire che la polizia ha ritrovato nell'armadio della camera da letto la borsetta di Liliana con dentro documenti, portafoglio ed effetti personali. Eppure lo stesso armadio era stato aperto e guardato già la sera del 14. Allora non si parla di borsa, si annotano solo i capi mancanti. La conseguenza logica è duplice e inquietante. O quell'ispezione domestica è stata superficiale, oppure la borsetta non era lì e vi è finita in un momento successivo. In entrambe le ipotesi, la collocazione di un oggetto identitario come portafoglio e documenti in un armadio di casa contrasta con l'idea di un allontanamento spontaneo e sposta il baricentro verso uno scenario di messa in scena o quantomeno di racconto incompleto. Il contesto economico e personale non spinge verso la fuga volontaria. La direttrice di filiale riferisce di un conto Unicredit intestato esclusivamente a Liliana, senza prelievi anomali e con ultimo ritiro nel mese di novembre. L'associazione GoUp conferma che Liliana non si era mai rivolta al centro. Il fratello Sergio Resinovic spiega che l'ultima volta l'ha vista il 10 dicembre, poi messaggi normali fino al 14, quando non riceve più risposte e al telefono risponde Sebastiano. Non ha mai assistito a liti, ma riconosce in Sebastiano un carattere più forte che poteva sovrastare la sorella. Infine un nome ricorre più volte: Fulvio Covalero, amico con cui Liliana ogni tanto si vedeva per un caffè.
La sua frequentazione, ribadita anche nelle carte, viene indicata per essere approfondita, ma non sposta il focus da casa Visintin. Telefoni lasciati, armadio aperto, borsa che riappare. A distanza di anni alcuni tasselli tecnici si sono irrobustiti e oggi vengono usati come leve d'accusa. Primo, la questione fibre. Le microtracce gialle rinvenute sui reperti sono state ricondotte a tessuto, non a materiale vegetale. Nelle immagini domestiche girate quel 14 dicembre, Sebastiano indossa una maglia gialla, un accostamento che non prova da solo un contatto violento, ma fornisce un vettore di trasferimento coerente con un'azione in ambiente chiuso, successiva manipolazione di oggetti appartenuti a Liliana. Secondo, la telefonia. La narrativa dell'officina-laboratorio dove il telefono non prende scricchiola di fronte agli agganci storici che mostrano come, nelle giornate precedenti, il dispositivo di Sebastiano risultasse regolarmente connesso. Proprio il 14 dicembre si registra l'anomalia. Anche qui non è una pistola fumante, ma un vuoto selettivo che indebolisce l'alibi di routine. Terzo, tempi e condotte. Il ritardo nella formalizzazione della denuncia pur con l'allerta degli amici e con i telefoni di lei in casa, più la successiva scoperta della borsa in armadio, sono due scarti comportamentali che oggi, in sede investigativa, vengono letti come gestione domestica delle apparenze. Restano infine i motivi. Da un lato la relazione con Sterpin destinata alla convivenza, dall'altro un matrimonio descritto come sbilanciato. In mezzo il dato economico. Liliana dispone di un trattamento pensionistico discreto, Sebastiano percepisce una pensione più bassa e arrotonda, svolgendo talvolta l'attività di arrotino in un negozio di via Donadoni. Non è prova, ma è contesto. Una decisione unilaterale di rottura da parte di Liliana avrebbe potuto avere riflessi pratici e di status dentro la casa. Mettendo in fila testimonianze e riscontri, il profilo che oggi grava su Sebastiano è quello di un uomo che nelle ore cruciali controlla la scena più di quanto non la cerchi. Conferma ai conoscenti che i telefoni di lei sono rimasti a casa, lascia passare molte ore prima di muoversi verso la questura, mostra un armadio in ordine in cui giorni dopo comparirà una borsa con tutto ciò che definisce l'identità di Liliana. L'assenza di riscontri alla traccia Wind3 rompe la narrativa dell'appuntamento di lei in centro. Le microfibre e l'aggancio telefonico fanno da cornice tecnica a un racconto in cui ogni singola anomalia, presa da sola, potrebbe avere una spiegazione, ma che nel complesso disegna un perimetro domestico stringente. È in quel perimetro che nel 2025 gli inquirenti stanno premendo: armadio, telefoni, abiti mancanti, tempi della denuncia, abitudini di rete, microtracce. Tutto ciò che accade dentro casa Visintin. La proprietaria della Win di via Cesare Battisti negherà la venuta di Claudio Sterpin la mattina del 14, che sarà però confermata dal GPS della sua auto e dalle celle del suo telefono. Zio Fulvio, il regalatore seriale di telefoni, sembrerebbe aver colpito anche con te regalandoti un telefono. No, poteva essere comunque attorno a ottobre del 23. Siamo andati assieme, l'ha acquistato in pratica da un negozio che in qualche modo ritira dei telefoni, li sistema, li pulisce e dopo li mette in vendita. Questo discorso lo si doveva fare 3 anni fa, anche di più, 3 e mezzo. La Procura di Trieste doveva fare questi lavori dal gennaio 22, punto. Motivo per il quale a parlarne oggi è quasi aria fritta e acqua passata, secondo me. Subito dopo dirò che meglio tardi che mai e sarebbe ora di fare le cose seriamente. Sebastiano, l'ho detto dall'inizio, ho detto che mi esporrò soprattutto per confutare tutte le palle che ho già sentito dire da Sebastiano, per capirci. La primissima è quella che lui ha sbandierato i primissimi giorni. Eravamo d'amore d'accordo, amore qua, amore là. Lei lo salutava con le... Ecco, tutte cose strapassate, per capirci. E io lo sapevo, motivo per il quale le ho detto che da quel momento mi sarei esposto e l'ho fatto. Fino ad allora non avevo parlato con nessuno, mi sono testimoni tutti i giornalisti di Trieste, eccetera, eccetera. Eccolo. La seconda cosa era quella che lui diceva, parlando di Liliana, che
c'era questo grande idillio, non abbiamo mai litigato. Lui ha detto chiaramente, non abbiamo mai litigato. Ebbene, loro avevano litigato anche la mattina del 14, tutta la notte tra il 13 e il 14. La sera prima, appena finita la cena degli amici di Via Udine, dai romeni, prima di andare in quella famosa, anche lei, Galleria Galleria Rossoni. Galleria Rosconi, Galleria Rossini, Galleria Galleria Rosconi, Galleria Rossini. Eccolo, a dire a consegnare i coltelli che avrebbe dovuto consegnare all'indomani. Alle feste. Altra baruffa davanti a tutti quelli che erano a cena. Ecco, la Jasmine, la proprietaria del bed and breakfast, ha raccontato di un baruffone fra di loro 25 ottobre. Tutte queste fandonie io dovevo confutarle. Sebastiano era davvero il re dei festini di Trieste? Lei lo parlava più velatamente possibile, perché gli erano a lei, gli erano in qualche maniera, cioè andava perché doveva, poco meno, eccolo. I festini per lei non erano quel idillio, quelle rose e fiori di cui parla lui. Non erano i festini di cui parla lui, perché lui sta parlando di cose semiturpi, erano semplicemente incontri tra amici, con famiglie, che si risolvevano con una cena, punto e basta. Di altre cose sporche, lei mi diceva che loro andavano, e chi me l'ha detto a me? Lei mi diceva che andavano in sauna, eccetera. Lei mi diceva che si vergognava di andare in sauna. Io ci sono andato prima di loro. Probabilmente si va con un lenzuolo addosso. Ecco, appena entrati nella, chiamiamola cella, ecco, di legno, che è col fuoco, tanti si spogliano denudati completamente. Io non l'ho mai fatto, lei neanche, tantissimi altri sì. Lei sì, aveva il pudore di non denudarsi in sauna, per capirci. Per cui anche le saune, da come le racconta lui, era lui che le faceva in una certa maniera. Mi ha accusato di aver detto, ed è una invenzione sua, gliela rendo, come l'ha detta. Mi ha accusato di aver detto io che con le mani si può fare l'amore. Io ho detto testualmente, lo ripeto per l'ennesima volta, spero che una volta tanto se lo fichi in testa, che io e Lilli a casa mia, tavolo del soggiorno, lei seduta di là, io di qua, ci davamo le mani reciprocamente, ci tenevamo per mano, ci guardavamo negli occhi e ripetevamo anche 10 volte ciao amore. Per noi quello era fare l'amore, se lo deve mettere in testa. Per lui invece, che è il grande porcaccione che ha delineato, lui invece fare l'amore con le mani è tutta un'altra cosa, che lo sappiamo tutti, siamo adulti, per capirci. Questo è il concetto. Cioè, lui mi ha messo in bocca cose che io non ho detto, viceversa ha detto lui. Però sei stato tu a parlare di soffitte e cantine, no? Quelli erano posti dove noi ci riparavamo per non farci vedere. Ed era il mio pulmino, la sede del marathon, una cantina che era nuova, infatti sono stati venduti quei 2 locali, eccolo, e anche la soffitta. Soffitta, cantina sono state vendute. La sede di Via Pondares è ancora della società. Vi vedevate da te? Solamente negli ultimi 4 mesi. Io non ho mai messo piede in casa mia prima. Quando noi abbiamo deciso di andare a convivere, lei ha cominciato a venire in casa mia. Era l'estate del... Cosa vuol dire confidenza? Noi dovevamo convivere dal 19 dicembre in poi. Lei se ne andava da casa, probabilmente glielo ha già detto a Sebastiano, se non lo ha scoperto lui. Lei non tornava più a casa dopo la gita che noi congiuntamente avevamo deciso di fare il giorno 16, 17
o 18, dipendeva che mi aveva detto già in precedenza. No, Io me ne andrei anche da casa. Ma dove vado? L'ho dichiarata il 15 dicembre, lei è scomparsa il 14. Il 15 dicembre mi sono presentato in polizia e la prima SIT mia comprende questo. Io l'ho detto alla polizia per filo e per segno le nostre intenzioni. Era un segreto nostro. Io non potevo resistere più di mezz'ora senza una sua notizia. Lei è sparita la mattina alle 9:10, 9:20, massimo 9:30. Se non era a casa mia, doveva telefonarmi. Lo avrebbe fatto sicuramente. Però, se non l'ha fatto, vuol dire che è successo qualcosa. Il segreto si è rotto in quel momento. Lei poteva rompersi una gamba. Lei si sarebbe prestata a un telefono da un passante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.